sempre le solite cose, sempre i soliti errori difensivi. Koulibaly e Rachmani che stanno a guardare e Yusai, per non parlare di Yusai, un giocatore da 1,50 € che ancora gioca nel Napoli. Questo nemmeno per 1,50 € se lo vanno a comprare. Ci hai rovinati, sai, ci hai rovinato. Un terzino degno non ce l'abbiamo, ce l'avevamo. Gulam quando era al top, ce l'avevamo. Ma Mario Rui poi me lo fai andare. Cioè, Gattuso, io ti voglio bene, ti stimo tanto, anche quando fai i post partita, dopo le partite, quando parli, anche prima. Cioè, una persona per bene, un grande uomo, però questi errori qui non è il primo che fai sui cambi, non è il primo. Anche Lozano che mi ha messo a inizio formazione, quando l'ha fatto scendere in campo nella formazione titolare, Lozano ancora non sta bene e l'hai messo subito in campo. Non lo puoi far giocare dopo e metti subito in campo Osimhen, che Osimhen si è ripreso prima. No, no, devi mettere Lozano, perché ha giocato per forza Lozano. Vabbè, ci sta pure. Ma quando vedi che Yusai fa una partita e merda, perché sul primo gol, dopo 14 minuti che subiamo gol, Yusai viene imbriacato da Chiesa, ma questo non solo sull'occasione del gol, anche prima dove Ronaldo si divora il gol. Ma anche nel secondo tempo non ci capisce, non ci ha capito nulla in questa partita. L'hanno fatto scimunire a Isai, l'hanno fatto imbriacare con Tavernello, non ci ha capito niente. Ha fatto una partita di merda, voglio una partita di merda. Non è un giocatore questo. E ancora sta nel Napoli, ancora ci sta, ancora ci gioca. E questo che cioè, non capisco, ma meraviglia ancora. Che ancora sta giocando nel nostro Napoli. Vabbè. Koulibaly e Rachmani che si mettono a guardare il tiro a giro di Dybala, ma poi nessuno che esce a contrastarlo, tutto a guardare che tira. Com'è bello Dybala che ti piazza il pallone là, è bello, Meret, ragazzi, non diamo le colpe al portiere per favore, perché era angolatissimo, anzi Meret ci ha salvato anche prima il gol, sempre su, se non mi sbaglio, su Chiesa, il possibile 2-0. Poi lo fanno dopo con Dybala quando subentra e fa subito gol, perché dormiamo Casizza a Mocchi, centrali, Koulibaly, ti voglio bene, insieme a Rachmani, vado a misa a guardare come tirava Dybala, nessuno che usciva, nemmeno Yusai, nemmeno Di Lorenzo, vabbè. Oggi ragazzi, difesa sui gol colpevole, tutta la difesa, soprattutto Yusai ragazzi, soprattutto Yusai che non ci ha capito niente. Centrocampo ragazzi, Fabian Ruiz il migliore. Fabian Ruiz il migliore, però Fabian Ruiz mi fa piacere, addrizzano un po' i piedi, perché una volta facevi dei tiri da fuori area impeccabili, facevi dei gol straordinari, come quello con l'Inter in Coppa Italia che ci ha fatto passare il turno, ma non riesce a fare più gol, è questa la cosa che mi meraviglia, perché ha fatto una grande partita, però ti manca il gol. Ti devi sbloccare, caro mio, ti devi sbloccare, Zielinski buona partita, Demme mi è piaciuto fino a quando poi è uscito, hanno dato spazio a Politano da Osimhen. Ecco, Osimhen è entrato lui, ha cambiato un po' le gerarchie del Napoli, il gioco del Napoli. Il Napoli è venuto fuori e ha giocato meglio. Secondo me il Napoli con Osimhen in campo, Osimhen e Politano ha giocato meglio. Lozano spento, così come Mertens che non si è visto tutta la partita. Cioè, che aspetti? Infatti hai fatto bene a cambiarli dopo 10 minuti, ma io li cambiavo anche a inizio secondo tempo, subito. Sia a Lozano che a Mertens, perché hanno fatto poco nel primo tempo, a parte un'accelerata di Lozano che ha scaricato il pallone per il tiro di Zielinski, che pure lui ha preso i piccioni. Lui e Fabian Ruiz hanno acceso i piccioni, secondo me, allo stadio, all'Allianz Stadium. Li hanno ammazzati, ma sicuro che i tiri che hanno fatto hanno acceso. Poi, bello il tiro del capitano nel primo tempo, ma poi solo quello ha fatto Insigne. Anche da Insigne mi aspettavo di più, dalla fase offensiva mi aspettavo molto di più. È entrato Osimhen, ha cambiato la partita, ragazzi, si è procurato il rigore, dove abbiamo riaperto la partita, ragazzi, partita finita, perché praticamente 1-2 la partita è finita. Però comunque Osimhen lì avanti ha creato qualche grattacapo a Juve, a Buffon. Anche il tiro che ha fatto, che è andato a poco al palo, fin di palo, come cazzo si dice, insomma. Però comunque è entrato in partita bene Osimhen.
Dico io, perché non poteva partire prima Osimhen, come sei partito nel secondo tempo con Osimhen, poi c'avevi dietro Mertens, Insigne e Politano, non potevi partire prima così? È questo che non capisco, ogni tanto c'ha qualcosa in capo Gattuso che non mi convince a livello di cambi, a livello di come iniziare la partita, come si studia la partita. Vabbè, se l'è studiato in un certo modo, però comunque ragazzi, nulla toglie, ragazzi, oggi dobbiamo dare anche i meriti alla squadra avversaria perché ha meritato, ragazzi, ha meritato di vincere la Juventus perché è stata più cattiva di noi e quando venivamo attaccati dalla Juventus andavamo in difficoltà, ragazzi. E Meret ci ha messo le pezze un paio di volte, Meret. Dobbiamo dire le cose come stanno, ragazzi. La Juve ha meritato di vincere, ma aspettavo più cazzima da parte del Napoli che non c'è stata, ragazzi. Sono deluso, soprattutto dai terzini che non ce l'abbiamo. Che vuol dire fa Di Lorenzo una partita così, perché anche lui non è stato il miglior Di Lorenzo che siamo abituati a vedere. Quello che è stato nella partita prima contro, ora non mi ricordo perché sono proprio asciutto fuori la capo. La partita prima ha fatto una grande partita Di Lorenzo e ora, oggi annientato praticamente. Jusen non ne parliamo proprio. Niente ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se non l'avete ancora fatto e che aspettate, voglio iscrivetevi al canale di Napoli l'87 e che aspettiamo, voglio che andiamo in Champions League. Dobbiamo aspettare sulla sorte dell'Atalanta, del Milan, perché ragazzi siamo discontinui, ragazzi, perché questo Napoli, diciamoci la verità, non è da Champions. Non abbiamo fatto 6, 7, 8 vittorie consecutive, abbiamo fatto appena 4 vittorie consecutive, mentre l'Atalanta 6, 7 l'ha fatte di sicuro di vittorie consecutive. L'ha fatta anche la Lazio che è sotto di noi. E le fa anche la Juventus, ne ha fatte molte di più e poi la Juventus, ragazzi, è normale che vada in Champions. E con questo è tutto, buona serata a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre voglio forza Napolese. Isai, va tu cook, vattene a mezzo mercato, stiamo a sentire.